Nonostante la rimozione della scritta antisemita shock sui muri del Galapatoio del Lido di Venezia, comparsa lunedì 13 maggio, continuano copiosi messaggi di solidarietà alla comunità ebraica, anche veneziana, con l'immutato sdegno per la frase carica di tanto odio e inaccettabile violenza. Così anche dal presidente veneziano dell'associazione Oltre le Frontiere. La violenza non si risolve con la violenza, il suo accorato messaggio di pace. Abbiamo bisogno oggi di un mondo di pace. Abbiamo bisogno oggi di un mondo dove la convivenza pacifica deve valere dappertutto. E quindi noi come ANOF di Venezia, Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, abbiamo dovere di lavorare in questo senso. Masser, che ha vissuto sulla propria pelle le barriere del pregiudizio, si appella ai cuori in cui alberga una terapeutica pace contro ogni forma di discriminazione. E chiediamo a tutti, di lavorare in questo senso, perché oggi c'è bisogno della pace dappertutto, ovunque.